E cambiamo decisamente argomento e parliamo di politica, giornata veneziana ieri per Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, con una serie di iniziative e incontri anche con i risparmiatori truffati delle ex popolari venete. Sentiamo Curzio Pettenò. In piazza Ferretto a Mestre per Luigi Di Maio, selfie e bagno di folla. Giornata veneziana del candidato premier dei 5 Stelle. A pranzo con gli attivisti del movimento a Vigonovo, poi giro in barca tra i canali di Porto Marghera, nell'area industriale da bonificare. In serata affollato incontro sul tema del crack delle popolari venete con un gruppo di risparmiatori truffati. Il nostro principale obiettivo è quello di rimborsare i risparmiatori truffati e fare in modo che le banche non si comportino mai più come si sono comportate le banche venete o altre banche che hanno truffato i risparmiatori senza il controllo delle autorità preposte. Il governatore di Banca Italia va eletto dal Parlamento, non designato dal Premier, afferma Di Maio. Al suo fianco Gianluigi Paragone, giornalista, probabile candidato dei 5 Stelle alle politiche. Dopo le autocandidature delle parlamentarie, per Di Maio più di 10.000 curricula da spulciare. In questo momento noi non possiamo pensare che il Movimento 5 Stelle sia un taxi su cui sale chiunque e va in Parlamento a vendersi al miglior offerente. Io devo mettere insieme un gruppo parlamentare per la futura legislatura che sostenga un governo e questo gruppo parlamentare dovrà essere una testuggine di persone competenti, capaci, sensibili e soprattutto che condividano i valori del movimento.